Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 1 gennaio 2020 e con oggi sono 223 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. Che dire, è davvero difficile veramente trovare le parole per dire qualcosa in un giorno come questo, così all'alba del 2020, no? Un numero così importante, no? Che sembrava doverci lanciare tutti nel futuro, in un mondo migliore, con più giustizia, più umanità, più coscienza, più valori. Invece siamo qui e assistiamo a una decadenza etica, morale e culturale senza pari, grazie proprio a questa classe politica e istituzionale di questa città, ma insomma che coinvolge anche un po' tutto il nostro paese. E è difficile, è davvero difficile dire qualcosa. Ormai tutto è andato talmente oltre che veramente non si capisce come sia possibile che tutto questo stia accadendo. L'unica cosa di buono è che in questa giornata, guardate, c'è un sole pazzesco, tra poco ci sarà anche il tramonto e probabilmente assisteremo a un tramonto strepitoso ed è praticamente una giornata primaverile, si sta bene, è un regalo, per me almeno un regalo grandioso, anche perché qualche giorno fa, come avrete visto tutti, faceva veramente freddo e poi di sera anche, a dire il vero, le temperature comunque calano parecchio, ma in ogni caso, come vedete, non c'è neppure vento, si sta proprio bene. E perciò innanzitutto vorrei augurarvi a tutti voi, a voi persone per bene di questa città, di questo paese che mi seguite da tanto tempo. Intanto vi auguro veramente un nuovo anno pieno di luce, di sole, di bellezza, di giustizia e di amore, ma soprattutto di giustizia. Però, però la giustizia non è una cosa che va pretesa, che va perseguita con tutte le proprie forze, anche a costo di rischiare la propria vita. E questo proprio per il fatto stesso che esistiamo, che respiriamo, dobbiamo pretendere queste cose, dobbiamo pretendere giustizia e dobbiamo pretendere coscienza, umanità da queste persone che ci governano e non mendicarla, non mendicare pietà. Non dobbiamo mendicare giustizia, la giustizia va pretesa con tutte le proprie forze. Ecco, questo è importante che lo capiate, perché se entriamo sempre nell'ordine di idee che siamo dei sudditi, non usciremo mai fuori da questo loop orribile, no? Che continuiamo a perpetuare nei decenni, nei secoli, no? Di sudditi che elemosinano un po' di bene dall'alto. Non è così. La democrazia non prevede questo. La democrazia, i nostri nonni se la sono conquistata con le unghie e con i denti a rischio della loro vita e oggi qualcuno sta tentando di riportarcela via con questa nuova ideologia neoliberista che sta attanagliando un po' tutta l'Europa, in particolar modo questo paese, questa città, neanche a dirlo, una cosa in modo veramente pazzesco. E quindi ricordatevi che la giustizia va pretesa, la democrazia va conquistata ogni giorno, come l'amore. Quando siete innamorati non è che potete pensare che l'amore dura per sempre, l'amore va coltivato, va alimentato giorno per giorno, no? Le persone che amate vanno accudite e così la democrazia va accudita giorno dopo giorno. No, ora dopo ora, e non pensate che avete letto qualcuno che vi ha raccontato quattro balle, che questo qua faccia poi quello che voi pensavate che facesse. Non è così che funziona, bisogna stare sempre addosso a queste persone, soprattutto anche perché l'uomo per sua natura è peccatore, si sa, ed è facilmente così
si confonde con una certa facilità, no? Eh, e viene indotto in tentazione con una certa facilità. Ecco, io questo ci tenevo a dirvi quest'anno e, e vi faccio veramente un augurio di cuore, tutti quanti. Vi abbraccio forte e restiamo uniti, perché solo uniti si vince, divisi cadremo. Buon anno a tutti. Don't give in without a fight. Hey, out there on your own, sitting naked. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, will you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, will you touch me? Would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home.
Ecco, oggi in questo primo giorno dell'anno del 2020 vorrei anche leggervi un messaggio che avevo scritto 2 giorni fa ed è rivolto a tutti i miei amici, parenti, conoscenti e tutte quelle persone che mi seguono da tutta Italia, da anni, in questa mia battaglia titanica contro questi geni del male. E- ed è giusto che ci sia anche una traccia audio di questo messaggio pubblico e che adesso vi leggerò. Scusate se un attimo metto gli occhiali perché sennò non vedo niente. Ecco. Cari concittadini, amici, parenti, conoscenti e brava gente che seguite da anni questa mia lotta titanica contro questi geni del male, io non so davvero più cosa dire, né fare, né pensare. Per me è davvero incredibile che tutto questo sia potuto accadere e stia ancora accadendo. Nella città degli orrori, gli orrori continuano ancora oggi e persino durante i giorni di Natale. È incredibile che oggi, proprio a Trieste, nella città di uno dei campi di sterminio più feroci d'Europa, ci sia un sindaco, Roberto Di Piazza, che saluta i cittadini col saluto romano. Che ci sia un primo cittadino che dovrebbe essere da esempio per educazione, moralità, e invece non ha nessun pudore e non si fa nessun scrupolo, neppure davanti a delle bambine. E davanti a queste si esprime con una gestualità di uno squallore e di un'ignoranza disgustosa, degna del peggior ultras da stadio. È ovvio che da qui scende tutto il resto non può essere meglio. Perciò non c'è da stupirsi se questo sindaco, insieme alla sua giunta, invece di risolvere i problemi dei cittadini, li creano e persino li esasperano fino alle estreme conseguenze. Con una classe politica e istituzionale di questo genere non c'è da stupirsi se tengono da 7 mesi una brava persona come me su una gru vecchia e arrugginita, pur sapendo bene di averla fatta molto spesso. Non c'è da stupirsi che una classe politica di questo spessore morale e culturale trascinino le persone pacifiche come me a compiere gesti estremi per vedere rispettati i propri diritti e si divertano persino, invece di risolvere il problema che loro hanno creato, scommettono persino sulla mia capacità di resistenza fisica e mentale. È allucinante quello che sono stati capaci di dire e di fare in questi mesi, in queste settimane. Raccontano balle a ciclo continuo, nella speranza che qualcuno ci creda. Devono imbonire il popolo distratto, le menti più semplici, i cosiddetti utili idioti che poi si scatenano con veemenza sulla rete. Lo abbiamo visto. Si nascondono e comunicano attraverso i loro mezzi di comunicazione che ormai conosciamo tutti molto bene. TV, giornali, pagine internet e Facebook come Tele4, Trieste Prima, Trieste Tesonde Trieste Se, Trieste Caffè, Il Piccolo, eccetera. Ormai sappiamo che non sono altro che dei gatekeeper, cosiddetti controllori della porta, o meglio ancora controllori del gregge, che sdoganano troll e odiatori di ogni genere, i nuovi squadristi del sistema, per screditare, insultare, infangare, minacciare e indurre al suicidio chiunque si ribelli ai loro marcio e disumano sistemi. Sappiamo che questi pseudo giornali fanno parte della corrente politica di questo sindaco, questa finta destra, eppure la finta sinistra, moderata, che poi sono la stessa cosa e di moderato non hanno proprio nulla, perché in realtà sono tutti allineati a questa nuova oligarchia che oggi viene chiamata neoliberismo, estrema destra finanziaria. Questi finti mezzi di informazione usano tutti la stessa dialettica e di questo sindaco si esprimono proprio come lui, con un linguaggio greve, violento, volgare e bugiardo.
È incredibile che questo Sergio Dekovic, l'uomo che ha dato fuoco alla Voce della Luna e ha cercato di bruciarmi vivo, sia ancora oggi a piede libero. Neppure fosse un mega boss stile Totorino. Come sapete, nonostante sia stato condannato in via definitiva, non è mai stato acciuffato. È libero. Libero di circolare tranquillo in questa città, per il nostro paese, in Europa o chissà dove. Libero di massacrare gente pacifica e inerme come me, come voi. Ed è anche incredibile che questo uomo facesse parte proprio della corrente politica del nostro sindaco, la destra triestina. Due uomini senza valori e senza scrupoli che salutano con il saluto romano. Chi lo sa, magari anche si conoscevano e si frequentavano. Già, una curiosa quanto disgustosa combinazione. È incredibile che oggi una multinazionale, la Pacorini Group, insieme a Paolo Fontanotto, il Pane Quotidiano, si siano impossessati della mia impresa senza neppure dover affrontare un bando di gara e senza neppure dover comprare l'impresa con soldi veri, come ho fatto io. In più la regione Friuli Venezia Giulia mi ha fatto pure un lauto sconto sui canoni, mentre a me, dopo l'incendio e le mareggiate, li aveva pure quintuplicati, con la giustificazione che la mia impresa era operativa, anche se sapevano bene che era distrutta e chiusa. Invece di prolungare il periodo di concessione che per consentirmi di rientrarmi degli investimenti che avevo fatto e che dovevo andare a fare dopo l'ultima mareggiata, per permettermi di tornare al mio lavoro, cosa che potevano fare tranquillamente, visto che la legge glielo consentiva. Tuttavia hanno preferito paralizzarmi. Questo perché volevano aiutarmi. Non oso pensare cosa mi avrebbero fatto se volevano farmi del male. Io non ci posso credere che debba passare il messaggio che politici come Di Piazza, criminali come questo Dekovic e multinazionali come questa Pacorini e Paolo Fontanotto in questo paese siano liberi di fare quello che gli pare, di calpestare il nostro lavoro, le nostre vite, la nostra salute, i nostri sogni e la facciano franca. Qual è l'insegnamento che ne dobbiamo trarre tutti? Che a essere delle brave persone in questo paese c'è solo da rimetterci? Meglio essere dei criminali o degli sciacalli senza scrupoli? Perché così è più facile farla franca? Non posso credere che il messaggio che debba arrivare alle generazioni future è che dobbiamo tutti assomigliare a loro, a questi criminali, a questi sciacalli, a questa gente senza scrupoli, senza valori, senza umanità, perché altrimenti verremo insultati, minacciati e stigati al suicidio, come abbiamo visto fare in questi giorni di Natale. Ma la cosa più incredibile è che io sia ancora qui da 7 mesi a patire le pene dell'inferno sotto i vostri occhi, gli occhi della brava gente. È incredibile perché so che la maggior parte di voi è davvero brava gente, che sa che questi nostri politici nostrani sono dei veri cialtroni, dei criminali senza scrupoli e senza la minima coscienza, peggio dello squilibrato che ha dato fuoco alla Voce della Luna. Per me è incredibile che io sia qui da più di 7 mesi e gente come questo Dekovic e questo sindaco di piazza con la sua corte di assessori, consiglieri e odiatori siano liberi di dire, di fare le peggiori nefandezze sotto gli occhi di tutti voi. Per me è davvero incredibile che voi, brava gente, che mi avete conosciuto anche di persona, voi che avete frequentato i posti che io ho creato, voi che avete visto, vissuto e respirato insieme a me quelle atmosfere così dense di passione, di bellezza, rimaniate in silenzio a guardare. Voi che avete visto sapete che quelli erano dei posti preziosi, erano unici e irripetibili perché erano pieni d'amore. Com'è possibile che voi, brava gente, accettiate tutto questo schifo e che rimaniate in silenzio a guardare? Certo, io so che tifate per me, ma a distanza,
come se io fossi una specie di gladiatore post-atomico o una squadra di calcio a conduzione singola, o un supereroe dei fumetti, un Truman Show. E non vi rendete conto che io sono solo un essere umano in carne ed ossa, proprio come voi. Io sono quel ragazzo, quell'uomo che vi ha accudito e vi ha fatto sognare per tanti anni, prima Around Midnight, il jazz club, e poi alla Voce della Luna. Sono sempre quell'uomo, un uomo che oggi ha deciso di non togliersi la vita e di non piegare la testa davanti a questo ciarpame umano, a tutta questa decadenza etica, morale e culturale. Sì, amici, è incredibile per me, davvero non capisco come non vi rendiate conto che quello che stanno facendo a me poi lo faranno anche a voi, ai vostri figli, e adesso lo faranno con maggior vigore, visto che hanno capito che non reagite neppure davanti a fatti così gravi e eclatanti. Hanno capito che possono massacrare le brave persone, anche quelle che conoscete, avete pure rispettato e amato e condiviso la vita. Tanto non reagite. Eh sì, adesso si sentiranno sempre più forti e autorizzati a fare anche il peggio. E lo stanno già facendo. Questo è solo l'inizio del peggio. Con il vostro silenzio assenso li avete autorizzati, e se continuerete a stare in silenzio li autorizzerete a fare le peggiori nefandezze. Io non ci posso davvero credere che ci sia accaduto, che stia accadendo. Io non posso e non mi voglio rassegnare, non posso e non voglio pensare che voi brave persone lasciate libero sfogo a questa gente nera, malvagia e ai loro odiatori, liberi di dire e fare quello che vogliono. Tutto questo schifo i nostri nonni lo hanno già visto e si sono battuti per noi, anche a costo delle loro stesse vite. E lo hanno fatto perché volevano un mondo migliore, un paese migliore, perché noi oggi permettiamo che questo torni ad accadere ancora. Io non posso credere che voi, brava gente, permettiate che tutto questo ritorni più di prima, peggio di prima, e diventi normale. Cari amici, vi abbraccio e vi auguro un buon anno a tutti, e vi auguro anche di non rassegnarvi, di trovare la forza, il coraggio di alzare la testa e reagire a tutto questo declino prima che sia troppo tardi. Se non lo volete fare per me, per voi, fatelo almeno per i vostri figli, i vostri nipoti, ma fatelo. Vi abbraccio tutti. Marcello. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight.